L'antropologia del turismo tratta il tema del rapporto tra gli indigeni e i forestieri, quindi tra i residenti e i visitatori, un rapporto che spesso è complesso. Duccio Canestrini è un antropologo, si occupa cioè della scienza che studia l'essere umano e in una città come Venezia, attraversata dal passaggio di 24 milioni di visitatori l'anno, lo studio può concentrarsi su una particolare tipologia del genere umano. Sì, esiste Homo touristicus, lo siamo tutti alla fine noi turisti, e spesso c'è un uso ludico ricreativo di questa destinazione, Venezia, un consumo della destinazione e ignorando i problemi veri della città. Può prevalere un'idea della città Luna Park, no? Della città Venice Land come Disneyland, perché il turismo è anche un momento di ricreazione, di liberazione dalle costrizioni lavorative quotidiane. Una ricreazione che può degenerare in quei fenomeni che a Venezia sono oramai universalmente noti come turismo cafone. Venezia credo che abbia la responsabilità non solo di ritrovare la sua identità, ma anche di comunicarla, perché queste persone hanno il diritto e il dovere di conoscerla. È possibile trovare, diciamo, un punto di coabitazione tra turisti e residenti oppure con questi numeri è impossibile? I numeri sono importanti, c'è una capacità di carico che nel caso di Venezia è stata superata e bisogna ritrovare un nuovo equilibrio.